Attività decise congiuntamente e messe in pratica in questi giorni durante l'esercitazione al 51esimo Stormo nel pomeriggio, una missione complessa. Avremo un assetto che farà da early warning, quindi da radar in volo, un KV italiano che farà da controllore di volo, ma farà anche la parte dell'assetto pregiato da proteggere, e insieme a lui ci sarà un altro assetto pregiato da proteggere che sarà un P-72 dell'Aeronautica Militare Italiana, che simulerà una missione di ricerca in mare. Loro si occupano principalmente di questo come missione principale dello Stormo. Questi due assetti pregiati verranno protetti da 8 velivoli chiamati blu, nel senso buoni, quindi che faranno protezione dei due assetti, che si troveranno ad ovest, quindi prossimi alle coste adriatiche italiane, mentre i cattivi, i red, saranno simulati da circa altri 12-14 velivoli che da est proveranno ad abbattere, ovviamente in maniera simulata, sia l'assetto radar in volo che l'assetto di ricerca in mare. Oltre una ventina di aerei impegnati in uno scenario complicato nel Mar Adriatico con l'obiettivo di consolidare procedure esistenti, superare eventuali criticità e imparare tattiche diverse. L'Aeronautica Militare Italiana e la Forza Aerea Svizzera stanno operando insieme dal 26 maggio. I dati: abbiamo 57 unità di personale svizzere schierate su Istrana, 6 velivoli F-18, 5 monoposto e un biposto, e più o meno loro volano 12 sortite al giorno, mentre a seconda delle disponibilità dei nostri aerei noi ne facciamo da 10 a 12. È uno sforzo importante per noi, spiega il comandante del 51esimo Stormo, ma ci dà la possibilità anche di vedere come svolgono le attività i diversi sistemi d'arma e apprendere un più ampio spettro di operazioni. Un pilota svizzero ci spiega come sia importante per loro poter operare assieme ai colleghi italiani. Per noi è molto importante per diverse ragioni. La prima è che lo spazio aereo svizzero è piccolo e non possiamo allenare tutto quello che abbiamo bisogno. Venire qua è un'opportunità di poter lavorare un po' più grande, in più lo scambio dell'esperienza, vedere come si lavora all'estero, come gli italiani lavorano, impariamo molto con loro e spero che anche loro imparino un po' con noi.